Il consigliere comunale di Forza Italia, Carmelo Cantone, presidente della quinta commissione consiliare permanente pubblica istruzione, cultura, sport e spettacolo del comune di Agrigento, in seguito a numerose segnalazioni da parte di cittadini che ivi risiedono e di associazioni di categoria, ha inoltrato al comune di Agrigento un atto di indirizzo al fine di evidenziare un notevole stato di degrado dovuto soprattutto alle scarse condizioni igienico-sanitarie in alcune parti della città, in particolare via Gioieni, Madonna degli Angeli, e avverte l'improrogabile necessità di individuare urgenti e adeguate soluzioni al fine di riportare la soluzione entro i limiti della vivibilità e scongiurare ulteriori preoccupazioni sanitarie. Atteso che la città è invasa da sacchetti di spazzatura e cumuli di rifiuti di ogni genere e che la scerbatura avviene solo in particolari zone, lasciandone altre in totale abbandono, tutto ciò crea un perfetto habitat per i roditori, che ormai numerosi girano indisturbati, in particolare in alcune zone, Gioieni, Madonna degli Angeli. La mancanza di igiene, continua Cantone, costringe i residenti a tenere chiuse le porte e finestre per evitare che ospiti indesiderati come i topi si intrufolino nelle abitazioni. La situazione, insomma, per Cantone della città è ai limiti della vivibilità, e quel che è più grave è che ciò avviene proprio nel periodo di maggiore flusso turistico. Al fine, il consigliere Cantone, consapevole dei rischi che in questo momento corrono i nostri concittadini e tutelarne la loro salute, indirizza l'amministrazione attiva per programmare con urgenza un intervento straordinario di derattizzazione in città e in particolare nella via Gioieni e Madonna degli Angeli, al fine di mettere in sicurezza l'intera città, eliminando gravi inconvenienti di tipo igienico-sanitario che derivano dalla presenza di numerosi ratti, come si vede nel video citato, di grosse dimensioni che minacciano la salute e l'incolumità fisica delle persone e quindi scongiurare gravissime preoccupazioni sanitarie.